14 mesi di incarico nel ruolo di commissario delegato per l'alluvione, raccogliendo il testimone del governatore del Veneto Luca Zaia a gestire una fase assai delicata, quella finanziaria. Perla Stancari, prefetto di Verona, ha convocato la stampa nella sede della Protezione Civile regionale del Veneto a Marghera, terraferma veneziana, proprio nell'ultimo giorno del suo mandato, presentando nell'occasione la squadra che con lei ha condiviso momenti belli e brutti dell'emergenza. La notizia del giorno riguarda gli stanziamenti per i cosiddetti bacini di laminazione, ben 5, distribuiti tra le province di Vicenza, Verona e Treviso, per preservare il territorio da situazioni critiche come quelle del novembre-dicembre 2010. Opere che, terminate le procedure burocratiche, contemplando anche, d'intesa con le diverse amministrazioni provinciali, la risoluzione di controversie come quelle legate agli espropri dei terreni agricoli e l'assegnazione dei lavori, dovrebbero essere concluse nell'arco di 2-3 anni. E nel frattempo, qualora si verificasse una nuova emergenza, nel veronese, spiega l'uscente commissario Stancari, che mantiene però proprio la carica di prefetto del capoluogo scaligero, il Genio Civile ha deciso per l'apertura delle paratoie in località San Vito, facendo preventivamente sgomberare titolari e ospiti di un allevamento di tori nell'area interessata. Dopo anni come il 2011 e il 2012, discretamente avari di precipitazioni, se si eccettua forse il mese di novembre di quest'anno, l'immediato futuro dovrà essere affrontato con un diverso grado di consapevolezza anche da parte degli enti locali, di cui comunque il commissario uscente elogia lo straordinario spirito di collaborazione. Io credo che gli enti locali siano quelli deputati, anche perché proprio il dettato costituzionale gli dà delle competenze specifiche, quindi con la vicinanza della gente, con la conoscenza dei problemi, con la conoscenza del territorio, sono sicuramente i più adatti a portare avanti la tutela del territorio, la tutela delle attività produttive, la tutela della gente. Il governatore veneto Luca Zaia ha menzionato la capacità della Stancari e del suo staff di gestire la liquidazione delle risorse, distribuendo ben 374 dei 377 milioni di euro disponibili per comuni, province e Venetostrade, nonché destinati ad opere di ripristino e consolidamento delle strutture preposte alla tutela del territorio. Quasi 300 gli interventi del Genio Civile, 60 le ordinanze ed oltre 730 i decreti emessi, senza dimenticare l'importante intervento in un'area particolarmente critica, quella del Monte Rotolon, nel comune di Recoaro Terme, provincia di Vicenza, che ha registrato uno smottamento di oltre 310 milioni di metri cubi di materiale, la cui attività viene ora costantemente monitorata attraverso sofisticati sistemi di controllo, nonché la diramazione di bollettini periodici settimanali. Infine, un occhio alle spese del personale. Conti alla mano, ha sottolineato orgogliosamente il prefetto Stancari, il costo della struttura commissariale è equivalso allo 0,17% delle risorse complessivamente disponibili.